Immigrazione senza fine. Tra ieri e stanotte sono giunti a Lampedusa ben 1202 migranti, 6 barconi soccorsi dalle motovedette di Capitaneria, Guardia di Finanza e assetto svedese Frontex. Solo nella notte ne sono arrivati 394. Ieri sull'isola c'erano stati ben 19 approdi con un totale di 903 persone. Gli ultimi 14 sbarchi nell'arco di 3 ore prima della mezzanotte. Dopo quell'ora ne sono giunti 50 partiti da Sfax in Tunisia, in 136 che poi si sono imbarcati lunedì sera da Sabratha in Libia e altri 61 bengalesi, egiziani, pakistani e siriani e 52 egiziani e siriani partiti da Zuara. L'hotspot di Lampedusa, dopo la raffica di sbarchi registratasi in circa 26 ore, ospita al momento 1430 migranti, dei quali sono in corso le preidentificazioni da parte della polizia, che poi procederà ad accompagnare le persone che dovranno essere trasferite su disposizione della prefettura di Agrigento.